C'è una qualità che unisce tutte le partite del Cagliari, quelle vinte e quelle perse, è la capacità di saper affrontare qualsiasi tipo di intemperia senza lamentarsi e cercando delle soluzioni. Di questo gliene dobbiamo dare atto, perché è capitato tutto il campionato che ci sia stato l'infortunio di questo, l'infortunio dell'altro, l'influenza di questo, la mancanza di quest'altro, e il Cagliari in ogni partita, anche quelle perse, è entrato in campo cercando soluzioni, senza andare mai a replicare o a richiamare quelli che erano gli assenti. Quest'oggi era ancora più complicato fare questo perché i due difensori insieme, Juan Rodriguez e Ielomina, che sono poi influenzati, sono chiaramente una botta che hai dovuto subire, oltre a quella in settimana che era dell'infortunio di colui che aveva segnato il gol del pari contro il Pisa, Foroluscio, che a sua volta è fuori per un mese. Ecco, detto adesso in introduzione, per far capire che questa cosa è una qualità del Cagliari, quella di non lamentarsi di fronte a quello che accade, dobbiamo analizzare questa vittoria sul campo del Torino. Una vittoria che è il frutto proprio di questa capacità, quella di saper soffrire, quella di guardare all'ostacolo cercando sempre tra i propri attrezzi che cosa fare per riuscire a venirne fuori. È chiaro che quando poi il problema non lo conosci o non lo puoi prevedere, le soluzioni che tenti di adottare non sempre riescono. Oggi sono riuscite perché magari le cose hanno girato, malgrado le indicazioni di avvio partita non erano proprio queste. Una decisione arbitrale come quella presa quest'oggi a Doveri è alquanto originale. Dire che ha fischiato nel momento in cui c'è stata la parata di Paleari e lì si è fermata l'azione, ignorando il fallo che poi aveva subito Idrissi e che avrebbe portato al calcio di rigore e probabilmente a un provvedimento disciplinare anche su Paleare. Bene, il fatto di aver identificato dopo la parata, proprio nel momento in cui ha parato il pallone il portiere, come se fosse distante dall'altro intervento, il fischio per l'interruzione dell'azione da parte dell'arbitro ha portato a negarci un calcio di rigore. Bene, anche in questo caso nessun piagnisteo, sì, la lamentela c'è stata, la munizione di Pisacane che chiaramente ha visto poi altri 2 o 3 falli un poco così, però alla fine anche subito il gol la squadra ha tentato di giocare e ha giocato ottenendo il pari in chiusura di tempo in un modo quasi insolito per il Cagliari su un calcio piazzato firmato da Prati, ma anche una volta, anche questa volta perché tanti giocatori hanno attaccato la palla sul colpo di testa di Mazzitelli e nel secondo tempo poi la firma su questa partita l'ha messa un ragazzo che ha dovuto aspettare a lungo perché quando è arrivato non era pronto per poter giocare a questi livelli, soprattutto non era pronto dal punto di vista atletico e che quest'oggi ha dimostrato tutta la sua classe. Uno, due, tre giocatori dribblati e poi il tiro nell'angolo dove il portiere non è arrivato. Stiamo parlando di Semiche Ilsoi, veramente è l'uomo in più di questa partita, colui che quest'oggi ha dimostrato di avere tutta la classe di cui si era parlato e che, essendo ora in forma, con il suo fisico, che lo vedete è del tutto insolito per un campionato di calcio, ha una forza sulle gambe straordinario che proprio nel cambio di direzione, nell'andare improvvisamente da una parte all'altra, ha trovato quest'oggi lo slalom gigante che ha portato il Cagliari al successo. Abbiamo sofferto, abbiamo rischiato anche stavolta, abbiamo solamente vinto? Sì, abbiamo solamente vinto, perché altre volte abbiamo solamente pareggiato, altre volte ancora abbiamo solamente perso. In un campionato in cui tu giochi le partite, le coincidenze possono portarti con una stessa partita ad avere 3 risultati, con una stessa partita, con lo stesso atteggiamento, con la stessa volontà e con lo stesso impegno. Molte volte le cose non coincidono, stavolta sono coincise tutte e il risultato che ha ottenuto il Cagliari va ad aggiungersi a quello degli altri risultati ottenuti prima, ma con una costanza, con una coerenza che è quella di una squadra che tenta di giocare al calcio, che fa 1000 errori e che non si spaventa mai di fronte alle nuove difficoltà che il campionato presenta, siano esse delle assenze, siano esse degli incidenti di gioco dove un pallone può rimbalzare male, il portiere non lo può catturare, lo puoi perdere sulla 3 quarti e via dicendo. L'importante è avere la capacità di guardare avanti e di saper superare il momento difficile come il Cagliari ha saputo fare.